Il dissesto franoso si sta evolvendo ulteriormente, già abbiamo un fronte di 4 km, sta interessando il centro abitato e oltre 1500 persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni. La situazione geologica del territorio, caratterizzata da sabbie limose su un letto di argilla, agevola in un certo qual modo il movimento, nel senso che le acque che tendono ad infiltrarsi nella parte più permeabile in superficie vengono poi bloccate dalla componente argillosa e lungo il versante avviene questa spinta dettata dalla saturazione dei terreni. Gli eventi di questo tipo sono chiaramente connessi alle importanti piogge che si sono avute nei giorni scorsi. La riattivazione della frana si è avuta il 16 gennaio e poi è stata il corpo di frana ulteriormente alimentato dalle piogge legate nell'ambito connesse al ciclone Harry. Abbiamo visto come piogge importanti ormai possono innescare nei nostri territori fenomeni di questo tipo. Oggi sta succedendo a Niscemi, ma anche altre zone della Sicilia. Questo ci impone di iniziare a guardare al cambiamento del clima con una assoluta consapevolezza dei rischi che incombono nei nostri territori. Quindi occorre una strategia diversa che deve essere basata sul monitoraggio, ma soprattutto sugli interventi legati ai cosiddetti non strutturali, sulla conoscenza dei luoghi in cui viviamo, sull'esposizione ai dissesti idrogeologici, ai fenomeni di allagamento e quant'altro.